Poi ho avuto la fortuna di sentire una cena molto stimolante, però tante cose e sono stato che ha 21 anni fa ingegnere. Guarda quella reale intelligenza che si può dare a 9 anni di ingegneria. Porca miseria. Come la soffre il benessere che porta le illusioni. Infatti, Ah, beh, certo. Dormo io 12 ore perché so. Quindi adesso intanto che aspettiamo a smobiliare, nel senso che fu frammentato talmente e comunque la conversione portò a un sconvolgimento dell'assetto spaziale del Tatti, ma in realtà, pur essendo di proprietà dell'Istituto Veneto, si trovava in origine nei magazzini dell'Arsenale di Venezia ed era ridotto in frammenti ed era veramente, quindi è stato restaurato uno di maggioranza e uno di opposizione, perché a differenza della giunta che è un organo anche avendo un ufficio presidenza fatto da maggioranza e opposizione, tant'è vero che diciamo che questo palazzo Fini anticamente era un palazzo gotico molto fatiscente fino ai primi decenni del Seicento. Poi però i provveditori del comune hanno ordinato all'allora proprietario, un tale che si chiamava Giambattista Contarini, che doveva o vendere o restaurare. Comunque, Tommaso Flangini però diciamo che nell'arco di 2 anni, perché lo comprò nel 1638, anche se già da diversi anni era locatario, nel 1640 lui abbatté l'edificio gotico e lo riedificò servendosi di un proto di fiducia che si chiamava Piero Bettinello, che quindi non era come appare adesso, però questo brassetto. Prego, venite. Sì, prego. Questo invece, qui invece sono 3 studio originali che sono stati restaurati e anche i soffitti, non ho parlato, che possono essere anche decorati, che poi erano ancora presenti. Quindi lì sono stati bilanci, spinali, venduti a immaginare che questo era proprio un salone dedicato. Che era appunto tutti bene, no? Era presentata una vasta gamma, tutte le generazioni. Perché dobbiamo sensibilizzarli, I più giovani. perché ci vorrebbe, ma non La Sardegna Barbarigo, io andavo su e giù, mi ricordo che allora ero più in forma di adesso, dalla stazione via Rogati arrivavo a piedi prima io che non il bus. sì, anche io l'ho sempre fatta. Questo è raccontato nel famoso articolo di intervista dell'anno scorso, il cui autore è quel signore lì che sta prendendo le foto. Erano 30 kg fa e tanti anni fa. Il titolo tra l'altro è molto bello, quando i treni foravano. È successo davvero. Allora io prendevo il treno a Campo San Piero perché sono in Santa Giustina in Colle e allora era quello delle 7:10 di mattino, quelli che avevano ancora i sedili in legno con la vaporiera, quella che andava a carbone. E poi io venivo dal seminario, sì che il passaggio è stato anche quasi obbligato a breve, ma mi ricordo che c'era, come senz'altro adesso, un corpo docente eccezionale. Non mi ricordo gli altri professori di prima e dopo, mi ricordo quelli di Barbarigo, Talami, Tomasini, Beghin, Pozzo, penso che siano stati. Questo che sei più giovane di me, vedo che si ricorda lo stesso. No, penso che hanno fatto anche la storia di Padova e dei comuni padovani, sì, che era un corpo docente eccezionale. Sono doppiamente felice perché aver frequentato il Barbarigo, perché voi siete venuti qui oggi. Siete i benvenuti. Che è sempre con noi in questi appuntamenti. Un grazie a Chiara e a tutta l'associazione. Lei qui è rappresenta il direttivo, di cui c'è qualche altra persona peraltro. So che si era adoperata anche per questa visita Silvia Fattore, che non può essere qui oggi. E un grazie a tutti voi. Insieme si fa di più, ed è questo che chiediamo.
e offriamo per quanto possibile anche qualche occasione. Grazie. Commissionate dalla famiglia Fini e precisamente da Girolamo Fini. Queste opere sono databili intorno al 1670 e sono tutte tranne una di Pietro Liberi ed è un ciclo di dipinti sul tema delle virtù e dei vizi e delle virtù che prevalgono. Il dipinto del soffitto è proprio, simboleggia questo perché rappresenta l'onore che viene ricevuto. Buongiorno Presidente, cosa si prova a ritrovare gli ex allievi del Barbarigo, la sua scuola? Emozione e soprattutto diciamo un susseguirsi di ricordi in cui si fa un po' un passaggio veloce degli anni trascorsi in quei luoghi e si ricorda con affetto chi magari ti ha insegnato, i docenti, chi ti è stato vicino ma soprattutto anche, siccome i ricordi poi restano solamente i belli, non ci si ricorda dei sacrifici, si ricorda delle cose belle che in quel periodo sono successe e logicamente si torna un po' indietro con i tempi. Presidente Chiarapeggio, è soddisfatta di questa visita? Sì, soddisfattissima, mi augurerei che un giorno si possa ripetere anche con la parte più giovane del Barbarigo, che sarebbe utile sensibilizzare le istituzioni e ai luoghi, insomma, perché la conoscenza del luogo dove si legifera per la propria regione secondo me è molto importante. È la prima volta che me lo sento dire, però